Una tragedia quella che è successa ieri sulla Marmolada, dove un pezzo di ghiacciaio si è staccato a causa delle alte temperature estive, coinvolgendo 2 cordate di alpinisti e trascinandone con sé nella discesa. Immediata la dichiarazione del presidente della regione Zaia. Quanto è successo oggi sulla Marmolada è una tragedia che ci tocca a tutti e che ci colpisce profondamente. La macchina della Regione Veneto è intervenuta con tutti i mezzi, gli operatori e i volontari possibili per portare in salvo i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati e presi in carico dalle nostre strutture ospedaliere. Continuo, soprattutto tramite la Protezione Civile e il suo M118 regionale, i cui uomini e donne stanno dando il massimo e lavorando senza sosta, a seguire gli sviluppi di un incidente che si fa fatica ad accettare e a comprendere. Siamo vicini ai familiari delle vittime di questa terribile domenica sulla Regina delle Dolomiti. Ieri sera, all'imbrunire, è sopraggiunta la pioggia che ha fatto interrompere le ricerche che riprenderanno questa mattina. L'assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Giampaolo Bottacin, ha dichiarato nell'immediatezza dell'evento di essere in contatto col capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per tenerlo informato, e con il capo della delegazione del soccorso alpino, Alex Barattin. Per la parte veneta sono già operativi i 2 elicotteri del M118 della US di Belluno, operativo anche uno degli elicotteri della Protezione Civile della Regione del Veneto per trasportare squadre dei soccorritori alpini con unità cinofile sul posto. Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate.